Si è svolto ieri presso il Tribunale di Agrigento l'udienza contro i Maira di Canicattì per usura verso 5 soggetti. L'associazione Rete per la Legalità insieme ad SOS Impresa si sono costituiti parte civile a sostegno delle vittime. Per questa occasione c'è stata anche la presenza del vicepresidente nazionale, il dottor Scandurra Pippo, del coordinatore regionale Pippo Foti e del coordinatore per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Eugenio Di Francesco. Innanzitutto faccio un plauso all'Arma dei Carabinieri e alle forze dell'ordine, alla polizia, per aver posto fine a questa immane tragedia dove 2 usurai hanno succhiato il sangue a 3 vittime. Questo emerge dall'indagine svolta dai carabinieri e della polizia che hanno tratto in arresto i fratelli Maira. È importante oggi questo passo che SOS Imprese e Rete per la Legalità Sicilia hanno messo in atto attraverso la costituzione di parte civile per difendere la dignità degli imprenditori che hanno denunciato e non solo. Noi siamo stati presenti per dire no a quello che è il racket, l'usura, le estorsioni, dove decine e decine di imprenditori sono vittime. Vittime non solo da questi personaggi che non fanno altro che strozzare l'ossigeno che è l'economia degli imprenditori, ma anche per il semplice fatto che l'usura è figlia delle banche. Nel momento in cui le banche chiudono il rubinetto agli imprenditori, gli imprenditori bussano alla porta dell'usuraio e possono anche bussare alla porta del mafioso. Questo è un fatto grave e noi abbiamo l'obbligo, sia come associazioni e come uomini liberi, di denunciare questi episodi. Io chiedo a tutti, uomini e donne, di non avere paura, perché oggi dalla nostra parte c'è lo Stato che ci garantisce la libertà, ci difende la democrazia, ci difende quella che è la dignità del lavoratore onesto, e imprenditori su questa zona ce ne sono tanti, onesti, che lavorano giorno per giorno. Noi come Rete per la Legalità e SOS Impresa siamo a vostra completa disposizione. Non abbiate paura, alzate il telefono, denunciate in forma anonima, chiamateci, chiamate le forze dell'ordine, alzate la testa, perché noi in questo territorio, una terra dove Rosario Livatino ha perso la vita, il giudice Saitta ha perso la vita, noi non possiamo infancare il suo nome stando in silenzio, rimanendo ancora una volta succubi di un sistema mafioso che non fa altro che soffocare quello che è il silenzio, perché loro giocano tantissimo sulla nostra paura. Più noi avremo paura, più loro continueranno a fare affari illeciti. Questa è una denuncia forte che parte da ognuno di noi. Mi riferisco anche ai mafiosi, mi riferisco a coloro che bussano, quei delinquenti che bussano alle porte per chiedere estorsione. Cambiate vita, perché oggi il cittadino si sente molto più libero e oggi la costituzione di parte civile è una presa di possesso di questa presenza dello Stato, di associazioni liberi che non fanno altro che difendere quella che è la dignità di ognuno. È un fenomeno molto diffuso, ma si denuncia poco. Sì, si ha paura nella denuncia. Oggi, incontrando anche le vittime coinvolte in questo triste episodio, ho notato proprio la paura nel denunciare, la paura anche nel parlare, la paura di poter mettere a repentaglio la propria vita e quella dei propri cari, dei congiunti. Noi abbiamo l'obbligo invece di tutelarli, perché nel momento in cui si denunciano questi episodi, la presenza dello Stato, quindi la presenza nostra, è una garanzia in più, perché denunciare non è essere infami, non è essere codardi della vita, denunciare è sinonimo di dignità e di libertà. E poi gente onesta ce n'è tantissimo, e quegli imprenditori che hanno deciso di denunciare saranno il marchio di legalità per le loro attività imprenditoriali. Questa è la garanzia che oggi noi diamo, la garanzia di libertà e di dignità. Quindi rivolgersi a chi? Rete per la Legalità, SOS Imprese Sicilia. Noi non facciamo manifesti, non facciamo reclami, non facciamo pubblicità, noi siamo accanto degli imprenditori, di tutte quelle persone che oggi subiscono le ancherie di delinquenti e di mafiosi.